Nell'esperienza vogliamo calcolare la potenza media utilizzata dal robottino per salire alla vetta del vulcano. Dobbiamo quindi calcolare l'altezza, la lunghezza del pendio, la massa media del robottino e la velocità. Nei calcoli consideriamo che l'attrito non sia presente e che la forza di trazione sia costante. Allora, l'altezza del vulcano è 0,35. La lunghezza era 80 e 108. Misuriamo ora la massa del robottino. 0,580 kg. Calcoliamo ora la velocità media misurando il tempo impiegato dal robottino a percorrere un metro. 3, 2, 1. 3 secondi. Calcoliamo l'inclinazione della strada con la formula sec di alfa uguale a h su m. L'angolo risulta di essere circa 11 gradi. Dobbiamo calcolare la forza parallela alla strada che è data dalla massa del robottino per G per il seno di alfa. Una volta calcolata la forza parallela, dobbiamo calcolare la potenza che il robottino utilizza per affrontare il pendio, che è data dalla forza parallela per la velocità della misura finale è uguale. In conclusione, dopo aver misurato la massa, l'altezza e l'angolo, abbiamo calcolato la velocità che è di 0,33 metri al secondo e risulta una potenza di 0,36 watt, che è una potenza, cioè un risultato